Amici bellini, mamma mia, e purtroppo il mazzo, io che vi ho detto che serve un po' di mazzo, perché con un po' di mazzo una la stagione la poteva pure fare, però vabbè, senza indugio, qua è capace che allattiamo, perché facciamo uscire 2 video oggi, non lo so, quindi guardate, vedete che c'è il campo, sono disposti in modo molto strano, perché Palletti poi ha parlato, però guardatevi prima la reaction live ovviamente del primo tempo che sono riuscito a fare ieri, dopodiché riprendo la parola e parliamo di questa formazione e parliamo di Diego Demme, perché mamma Carmen, cominciamo. Amici bellini, mi guardo giusto il primo tempo, giusto, poi farò tardi al lavoro, non fa niente, la partita, non c'è Elmas, vai, inizio aggressivo del Napoli, si vede Bobotta un po' più avanti rispetto a Demme, che scende tra i difensori a prendersi palla, Zedadga sulla sinistra perché Elmas ha avuto l'affaticamento, e sono molto curioso di vedere un As, se non si piglia pause, se sta bello dentro, bellissimo, io non grido, non mi viene di gridare perché è amichevole, però Osimhen per un As, tiro parato, ci stiamo muovendo abbastanza bene. Subito i tafferugli, e Mario Rui subito protagonista quando ci sono i tafferugli, bisogna dirlo. Se ci hanno stroppiato Demme in 15 minuti di una partita inutile, veramente vado su tutte le furie, Anche questo è il mazzo che ci vuole mazzo. E niente, dobbiamo vedere Foloruscio lolo. Controlliamo il fazzolettino di Shochima, se lo fanno oppure no. Contini sembra voler lanciare. Eccolo qua il primo. Su calcio piazzato, che è anche una cosa importante, perché il calcio piazzato è un modo di sbloccare le partite bloccate. Osimhen deve stare lì come un rapace, fiutare dove finirà il pallone. Bene. Mamma mia, questo ha superato Koulibaly senza manco pensarci subito. Senza pensarci un attimo. Buona parata di Nikita. Si dice un gran bene. Bella palla di un As. Guarda come vuole il rigore. È bellissimo Osimhen, perché proprio vuole vincere tutti con... Bravo. Dai Zedadka, dai. Ci prova Bobotta. Vedi. La parata, mamma mia. Comunque Osimhen, ovviamente nell'1 contro 1, se riesce a mettere a te, vedi, non facile il controllo qua, però nel momento in cui l'hai messa a terra è difficile per tutti bloccarlo. Bravo il portiere avversario qui. Madonna mia. Male Koulibaly e Rui lì, Male, maluccio proprio. Vai fino in fondo, Poli. Va bene, fine primo tempo, quindi il momento di lasciare dei like per benauguranti per la stagione. E adesso vi dico delle cose, mo veniamo in radio, cose, cioè, mani in faccia per il presidente. Dai. Allora, amici belli, Cas, benvenuto, iscrivetevi al canale se volete che Diego Demme guarisca immediatamente, subito, al più presto, perché noi senza Diego Demme non andiamo da nessuna parte, lasciate parecchi like, questo è uno di quei video dove, pagliacci, solo 1-0 con la Provercelli, pagliaccissimi, no, non ha importanza, non ci interessa. Potevamo perdere anche 50-0, lo sfizio, magari l'Inter aveva vinto 4-0 con la Provercelli. Noi ne parliamo per bene di questa partita. Ovviamente tutte le cose, la volevo perdere ma non perdere Demme, tutto insomma, l'avete vista un pochino la reaction, e si guarda come un amichevole, perché si guardano le cose. Passiamo alla lavagnetta immediatamente, perché Amrabat, che tra l'altro Amrabat secondo me è un nome spendibile in questo momento, vorrei capire, perché se ci interessava l'anno scorso potrebbe interessarci adesso, se la Fiorentina non è convinta.
Non lo so, chiederò ai miei amici Gabe e Catto se hanno intenzione di lasciare andare Amrabat, se Amrabat vuole venire perché lui aveva scelto la Fiorentina. Ci serve un incontrista, che vogliamo fare? Ce ne servono due, che vogliamo fare? Perché diventerà veramente complicato. Però Spalletti ha anche parlato, quindi vi invito a iscrivervi al canale se non lo siete ancora, perché non so se faccio uscire il secondo video stesso oggi stesso, che è molto meglio in italiano, oppure domani, per parlare anche della conferenza post partita di Spalletti, perché ci dice cose per una volta, cose veramente fondamentali, proprio di campo, le cose che piacciono a noi. Di conseguenza, tra l'altro, parentesi importante, bravo Spalletti che ha postato una foto su Instagram sul Napoli che tira la fune, forza il Napoli, eccetera eccetera, e ha cominciato a seguire il Napoli su Instagram. Bene, bravo mister, bravo Luciano, continui a seguire Zang e l'Inter, ma vabbè, non fa niente, magari siete rimasti buoni amici, ci può stare, non mi interessa. Allora signori, ad un certo punto Spalletti ci parla anche di 4-3-3 e io voglio capire cosa intendeva, perché in fase di possesso il Napoli si mostrava, così come lo vedete qui, con un Koulibaly e Rachmani un po' stretti, con Zanoli che non scendeva tanto. Tra l'altro sto ragazzo secondo me va tenuto d'occhio. Mario Rui in fase di attacco molto interno. Quello che faceva il vertice basso era inizialmente Demme con Lobotka sulla sua verticale, perché sappiamo che quando si attacca col 4-2-3-1 uno dei centrocampisti deve mettersi in verticale per creare poi quei famosi triangoli che sono importanti per creare la superiorità numerica. Quindi Bobotta più avanti, Zedatka che giocava in questa zona esterna, diciamo in zona insigne, però se lui mi parla di 4-3-3 allora vuol dire che lui la concepisce più o meno così, la concepisce con uno Zedatka quasi mezzala sinistra, perché poi Bobotta stava in questa zona qua, e un ass che spaziava un pochino sotto Osimhen da questa parte, quindi un 4-3-3 diciamo molto ibrido, molto strano, perché Politano alla fine stava qua, non lo puoi considerare mezzala. Quindi o Spalletti sta facendo un po' di pretattica, sta mischiando un pochino di le carte anche per non far capire, anche per non dare delle certezze agli avversari. Questo è importante perché molti degli allenamenti abbiamo saputo che non si potevano mandare in onda perché si stanno provando delle cose. Però sai, questa è una delle possibilità. Alla fine un ass per esempio non mi è dispiaciuto sotto punta, anzi mi è sembrato abbastanza vivace, ha creato molto insieme ad Osimhen, velocità, spunti, tiri che non sono andati a buon fine, però proposizione, anche assist, bene. Osimhen trova il gol, Osimhen ovviamente vorrei andare per ordine, ma poi vuoi andare per ordine, c'è stata la partita, vai per ordine. Contini ha dovuto fare una parata importante nel primo tempo, poi nel secondo tempo magari me lo dite voi nei commenti, l'ho sentita per radio mentre guidavo, c'è stata girandola di sostituzioni, veramente non ha importanza perché eravamo tutti concentrati sull'infortunio di Demme. Ma andiamo per ordine. Zanoli ragazzi ha 20 anni, ora è chiaro, ha fatto un campionato di Serie C, dovrebbe fare dell'esperienza magari in Serie B, e non te lo puoi portare come sostituto di Di Lorenzo per andare in Champions League o per fare l'Europa League, non si può fare. Però tra lui e Malquit, volete che vi dica che Malquit è molto meglio di Zanoli, di quello che ho visto di Zanoli? Ora c'è da dire che la Provercelli attaccava più sulla loro destra, mettendo anche in difficoltà Mario Rui, bisogna dirlo perché non lo hanno messo in difficoltà nel primo tempo. Zanoli non mi dispiace. Allora se arriva una squadra che mette 1000 lire per Malquit, vendiamo Malquit immediatamente e ti tieni Zanoli come vice Di Lorenzo. Tanto Di Lorenzo ne gioca quasi tutte, una la può saltare, Zanoli può farla con l'aiuto di tutti quelli vicini. Vai, giovane, 20 anni, crediamoci, un rischio te lo devi prendere, non ci stanno soldi, ti devi prendere questi rischi qua. Zanoli più di quell'altro, di Costa, più di quegli altri che abbiamo visto, Zanoli sì, Zanoli mi convince per il futuro. Comunque Rachmani non c'è male, Koulibaly nel primo tempo si è lasciato uccellare un paio di volte, nel secondo tempo ho sentito che si è anche un po' innervosito, post infortunio di Demme serio ha cominciato anche a picchiare. Bene, non che io promuova la violenza, ma un capitano, l'uomo più rappresentativo del Napoli, che durante l'infortunio di Demme a un certo punto ha protestato un pochino, poi si è allontanato, non mi è piaciuto. Devi dimostrare a un certo punto, bruscolotti, devi far
capire all'avversario: oh, tu noi qua siamo il Napoli, tu il pallone non lo vedi proprio oggi perché noi ci dobbiamo allenare, e non ti permettere proprio di essere un pochino più violento. Il professionista deve far capire con basta, lo sapete come si fa a calcio, io ci ho giocato, si fa con questa parte del ginocchio, in questa parte della coscia, si dà quel tocchetto, è finita. Il difensore fa così sull'attaccante e l'attaccante comincia a soffrire. Si fa dai campetti degli allievi fino alla Champions League, poi ti fai sentire e poi si gioca. Quindi bene che Koulibaly sia cresciuto nel secondo tempo come personalità, anche a far sentire: ah, volete giocare tosti? Benissimo, io ho distrutto Mbappé, quindi non mi metto paura della Pro Vercelli, quindi bene così. Mario Rui non mi piace, servono 4 terzini sinistri, punto. Andiamo avanti. Tatticamente l'abbiamo visto anche molto accentrato, e per sue caratteristiche con qualunque allenatore lo abbiamo visto, Mario Rui tende ad accentrarsi, non che riesca poi accentrandosi a fare chissà che, ma tende ad accentrarsi. Solamente con Gattuso abbiamo visto il Mario Rui più avanti, con Insigne più dietro, che faceva praticamente, era un'esca per tenere poi bloccato le fasce degli avversari, ma comunque io non mi piace, non è efficace. Se non riesci a saltare l'uomo e a puntare l'uomo nemmeno con uno di Serie C, basta, non si può andare in Champions League con Mario Rui, mi dispiace, deve essere solamente la riserva, e vale Zanoli. Mi sono scocciato di essere buonista. Signori, Demme si è infortunato, e mi dovete dire voi nei commenti se avete notizie più precise, perché si parla di interessamento del crociato, si parla di ginocchio, si parla di parecchio tempo, e quando si parla di parecchio tempo si possono ipotizzare, la sparo lì, un paio di mesi. Tu fai un paio di mesi senza Demme, sei rimasto con Bobotta, un mio idolo, ma non puoi rimanere con Bobotta e col ritorno di Fabian. Di conseguenza, se Bobotta poteva andare bene come sostituto di Fabian ogni tanto, che stava riprendendo la forma così, come si fa? Folorunsko, che entra al posto di Demme, a freddo ha avuto un impatto così e così, ma poi è cresciuto durante la partita. Comunque non è un incontrista, dotato di buona fisicità, ma non credo si possa puntare su di lui per l'anno prossimo. Di conseguenza devi comprare il sostituto di Bakayoko e anche il sostituto di Demme. Stiamo inguaiatissimi. Bobotta non c'è male, ma nessuno spunto incredibile. Zedadka si è mosso bene, ha fatto tutta la partita. Unas abbiamo detto che ci è piaciuto rispetto all'altra uscita. Osimhen, vabbè, Politano non c'è male, comunque lo spunto, non ha trovato il gol, ma non fa niente. Osimhen è un capitolo a parte, perché Osimhen qualche gol facile lo sbaglierà, ma è importante che Osimhen abbia la voglia, l'istinto di stare lì rapace, di sfruttare le occasioni. Spalletti ce l'ha anche raccontato tranquillamente, che lui, per la sua generosità, per il fatto che corre dietro a tutti i palloni, che fa il sacrificio addosso, ovviamente perderà un po' di lucidità, altrimenti se fosse anche un cecchino con una percentuale di realizzazione del 90%, di 9 palle su 10 le butta dentro, costerebbe non 70 milioni, ma ne costerebbe 170 e andrebbe a Manchester City. Kane è stato pagato 187 milioni, che Kane comunque li sbaglia i gol, non è che è infallibile, quindi va bene così. Io direi di tenercelo così, anzi con qualche errore magari ci teniamo Osimhen per un po' più di anni e ci togliamo qualche soddisfazione con il nigeriano. Va bene così. Il gol che fa è importante, credetemi, perché la palla vagante, tu devi stare là, devi avere la freddezza, sì, poi nel secondo tempo ne sbaglia qualcuno, ma non ha importanza, io me lo tengo così com'è. E questa è la situazione, signori, di Napoli Pro Vercelli 1-0. La vittoria, la sconfitta, il pareggio non avrebbe avuto senso, è sempre calcio estivo, è sempre calcio d'agosto, non si gioca per vincere, anche se ai ragazzi fa piacere perché postano poi sui loro social: abbiamo vinto, si conclude l'avventura di Di Maro con una vittoria. Le vittorie fanno sempre piacere a prescindere da con chi le ottieni, però adesso abbiamo il dubbio clamoroso del mercato e credo che questo possa essere un video di approfondimento che arriverà stasera o domani, prendendo spunto dalle parole di Spalletti in conferenza, dove ci ha parlato di Fabian, ci ha parlato di Mertens, delle posizioni che possono ottenere, su cui lui potrà puntare, come utilizzare i giocatori che abbiamo e che dovranno rientrare, per poi capire quanti giocatori il Napoli deve comprare, perché un terzino
terzino sinistro e un centrocampista secondo me non possono bastare, perché poi non è che tu puoi puntare su Zedadka, su Ciciretti e su Maciac per la panchina, non lo puoi fare, perché Spalletti continua a ribadire che serve una squadra forte perché ci sono avversari. Ma questo è il prossimo video, assolutamente. Da New York, Valero Fluido è tutto. Sono dispiaciutissimo per Diego Demme, la partita vabbè, qualche spunto interessante, un po' anche di difficoltà, la Provercelli ha giocato a pallone, si vedeva che era un livello molto più alto della bassa Unania, ovviamente anche un fatto di storia, di orgoglio, di prestigio. È stata una di quelle partite, sai, il primo turno di Coppa Italia, sono squadre toste che sanno come mettersi dietro la linea del pallone, pressano alto, e quindi è stato un test. Anche questo è stato un test, un rischietto l'abbiamo avuto, scappare così. Non ho visto idee clamorose di Spalletti, se vi devo dire la verità. Ho visto una squadra che si muove né più e né meno come quella dell'anno scorso, il modulo è quello. L'unica cosa che vi posso dire è che quando la palla sta in questa zona qua c'è molto spesso il muro, cioè la palla arriva all'Lobotka, rimbalza di prima indietro e quindi si crea quella cosa tipo Sarri, avanti, indietro, avanti poi a scavalcare. Questo quando arriva in questa zona qua. Se la palla arriva in questa zona qua, il trequartista può prendere, girarsi e puntare. È qui che si punta e si può creare quel famoso la rumba, no? La samba, tutte quelle cose che dice Spalletti, dove puoi creare un pochino di scompiglio. Ma se la palla è qui, scambi stretti e molto più verticalità per arrivare poi in questa zona di Osimhen, di Zedadka ieri. Vabbè, ma Zedadka lascia il tempo che trovo. L'ho detto, da New York vi siete iscritti al canale, vi siete dimenticati il like. Come mamma fa? Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io mi ricordo come mi chiamo.